applaudendo, lodando e ringraziando il Signore per quello che opera nella nostra vita. Abbiamo pubblicamente testimoniato la nostra fede in Cristo Signore nostro Salvatore. Quando Dio creò Stefano, sorrise soppressa e la benedisse. Dio ha creato una perla, dopo averla sognata e l'ha consegnata a noi. Diamo aria al sogno di Dio. Questa città voluta, pensata, amata da Dio e collocata in una cornice da Lui progettata come architetto impareggiabile. Una perla posta nelle nostre mani. Come la custodiamo questa perla? Come la proteggiamo questa perla? Come la valorizziamo questa perla? Stefano è destinata a risplendere come il volto di Cristo sul Tabor. Non per nulla il patrono di questa nobile città è il Salvatore che noi contempliamo sul Monte Tabor col volto radiante. Ma l'Evangelista nel raccontarci il milagro della trasfigurazione ci tiene a sottolineare Gesù, mentre pregava, il suo volto cambiò aspetto e la preghiera e la contemplazione e l'unione con Dio che cambia l'aspetto del nostro volto. Il volto di questa città ha tutta la potenzialità di rispondere della luce riflessa nel volto di Cristo. Il volto di questa città è chiamata a promanare luce che possa illuminare il cammino di quanti la vivono e la governano. Si direbbe che è una città collocata sul Tabor, dove contempliamo una Pasqua anticipata, dove contempliamo il preludio del Cristo risorto. Stefano per vocazione è chiamata ad essere la città della risurrezione, la città del volto splendente di Cristo, la città del risorto. Stefano, sei destinata a vivere nella luce dal risorto. Così vuole il Signore. Amo pensare questa città come un luogo privilegiato dove vive un popolo innamorato di Cristo e di Maria sua madre.
Maria Santissima viaggerà in barca assieme ai pescatori. Vorrò esserci anch'io in questa barca, perché laddove c'è Maria c'è il suo figlio Gesù e il vescovo deve rappresentare il figlio di Maria, Gesù. Voglio viaggiare assieme a voi, voglio remare con voi, voglio prendere il largo assieme a voi, voglio chiedere al Signore per voi che ci conduca in alto, ci aiuti a spiccare l'ore, a prendere il largo, a gettare le reti in questo nostro mare generoso, perché la pesca sia abbondante e possa saziare tutti. Mi piace già immaginare questa barca con Gesù, con Maria e i pescatori che rappresentano questa nobile città. Navigare insieme, saper andare in alto mare, sapere scrutare gli orizzonti, sapere invocare la protezione del cielo, saper navigare con la certezza che dentro la nostra barca c'è il Signore Gesù, l'unico capace di calmare i venti e di sedare le tempeste, non solo le tempeste del mare, le tempeste della vita, le tempeste delle famiglie sfasciate, le tempeste della politica, le tempeste culturali, le tempeste della passione morale, l'unico nostro Salvatore, il Signore Gesù. Noi siamo sicuri di poter solcare questo mare perché Lui viaggia assieme a noi e anche quando non lo riconosciamo rischiamo di meritare un improvero rivolto agli Apostoli: uomini di poca fede, perché temete? Non vedete che io sono con voi? La vostra barca non può affondare, Cefalù non può affondare, è destinata a navigare nella sicurezza, a prendere il largo e a risplendere, perché la luce di questa del volto raggiante di Cristo ci appartiene. Un giorno Gesù si definì: io sono la luce del mondo, e poi abitando i suoi discepoli disse: voi siete la luce del mondo. E a me viene sempre da pensare e a chiedere: aiutaci a capire, Signore, sei tu la luce del mondo o siamo noi? E la risposta che mi giunge è sempre la stessa: la luce del mondo sono io, ma voi partecipate della mia luce, voi avete il privilegio di riflettere sia pure in maniera indiretta la luce. Io sono la sorgente, voi siete la luce che proviene da me. E allora non possiamo tirarci indietro, siamo chiamati a sconfiggere le tenebre. Immaginate un po' che cosa è un fiammifero acceso nell'oscurità della notte. Ben poca cosa mi direte, perché un solo fiammifero fa poca luce. Vorrei immaginare in questo momento se in questa piazza spegnessimo le luci e tutti accendessimo un fiammifero. Questi fiammiferi certamente diventerebbero punti di riferimento. Noi siamo chiamati ad essere luce del mondo come punto di riferimento in quanto battezzati.
Insieme dobbiamo proseguire questo cammino, invocando il Santissimo Salvatore. Signore Gesù, salvaci, proteggici, difendici, salvaci dall'indifferenza di ogni giorno, dalla rassegnazione, dallo squallore, dall'opacità, dal grigiore. Salvaci da tutto ciò che ci insidia, proteggi questa città, proteggi e illumina i nostri amministratori, proteggi quanti soffrono nel corpo e nello spirito, difendici dal maligno, dagli attacchi perversi, dall'egoismo, dagli interessi privati, da tutto ciò che ostacola il cammino del bene comune. Te lo chiediamo, Signore, con tutta la forza di cui siamo capaci. Te lo chiediamo, Santissimo Salvatore, non per i nostri meriti, ma per i meriti di Maria Santissima, Madre tua e Madre nostra. Ti chiediamo ancora di benedire questa città, di benedire gli ammalati, gli anziani, i giovani disoccupati, i senza casa, quanti sono costretti a lasciare questa nostra terra generosa, andando alla ricerca della fortuna di un pezzo di pane e di un tozzo di pane e di un lavoro. Non è giusto, non è giusto che le migliori intelligenze siano costrette a lasciare la nostra terra. Andare avanti con serenità e con fiducia. Sì, Santissimo Salvatore, tu solo puoi salvarci, tu solo puoi proteggerci. E allora te lo chiediamo per quanti si vergognano a chiederlo, te lo gridiamo per quanti si vergognano a gridarlo. Santissimo Salvatore, salvaci, difendici, proteggici. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.